Bentornai a mangiare ben e spendere poco, una proposta dei televignoli. Ancora vi parliamo dei gnocchi di Brugna o gnocchi boemi. Gnocchi boemi perché la ricetta, per esempio, sta qua me l'ha insegnata a me nonna Maria, poi la donna, che mi diceva che i profughi in Boemia gli aveva le patate, gli aveva le brugne, altro non era da mettere insieme. Allora, intanto subito cosa che vi serve? Fatta il carterotto, allora, un chilo di patate, 250 grammi di farina, poi, vabbè, le brugne, mi ho messo in chilo, ma siccome con una brugna si fa gnocchi, dipende da voi. Comunque, dopo, vabbè, cannella, ciodi di garofano, zucchero, 100 grammi, e poi vedete, insomma, anche un pan grattato, 100 grammi, e mi ho messo anche a pazienza perché non è che i gnocchi di Brugna si fa così. Allora, via veloci, sapere patate e tiri via la scorza e le butte della teggia con acqua calda, non sale, proprio la sena, quando vede, non stai aspettando massa che le si sfata, quando vede che sono le pomole, sulle le patate e cominci a schizzarle con quella con i busetti, no? Schizza questo, solo spianare dentro un po' di farina e impastare, fai fuori una bella, cioè come fare il pan, no? Quando vedi che le ventirà a posto, allora fai dei dischetti grandi così. Con le zotte un po' di farne anche altri, cioè non stai tutta via, insomma. Ecco, allora, dentro sto dischetto metti dentro una brugna, poi metti dentro un po' di cannella, un ciodo di garofano e appena un po' di zucchero, proprio, no? Non massa, sennò dopo fai su tipo fare il canederlo, cioè serve su tutta sta roba e butta in acqua calda che bollisse. Quando i gnocchi, come i gnocchi di patate normali, vai a galla, i ciappe fuori, li mettete in una teggia dove sono fonte e tira un po' col burro, no? E che mette sopra e dentro a 150 gradi, non di più. Quando vedi che comincia a scioppare le brugne, le fa sto sugo, non fai altro che dentro, torre il sugo, mettere lo sopra, girarlo bene e metti su sto pan grattato. Magari se vuole proprio essere più sfiziosi ancora, un po' di zucchero che si caramella sopra, meglio ancora. Quando li vedi bei rossi, insomma, vedi che è cotti, piglia che guarda, fuori, e con 2 o 3 gnocchi di Brugna o gnocchi boemi praticamente sei a posto, se gli mangiare di snar fino alla colazione del di dopo, a meno che non viene stomaco così, vabbè. Comunque ricordate questi gli ingredienti e soprattutto tanta pazienza, perché non è che i gnocchi di Brugna gli è cotti in un attimo, gli è fatti in un attimo. Cioè, se ghe da nar, si perde le robe da fare, insomma, quando viene un attimo di tempo, magari, domenica mattina, alla prossima.